Euroregione News. Ippica della meraviglia. Al termine della stupenda manifestazione della 20ª edizione del concorso ippico tenutosi presso la caserma del 5° Reggimento Lancieri di Novara a Codroipo, oggi parte integrante della 132esima Brigata Corazzata Ariete di Pordenone, comandata dal generale Fabio Polli, al quale ho chiesto l'importanza di eventi come questi a cui partecipano sia militari sia civili. Sappiamo che ci sono due universi che si toccano, c'è un universo militare professionale molto spinto, ma questo universo deve continuamente e sempre più essere a contatto con la realtà locale, quindi il mio sogno è che questi due universi diventino in realtà non due ma uno solo, con gli stessi intenti e gli stessi valori. Al colonnello Elio Babbo, comandante dei Lancieri di Novara, ho chiesto qual era lo scopo di questa giornata che ha visto amazzoni giovanissime competere con militari. Era un concorso nazionale di tipo C questo, della Federazione Italiana Sport, e questo l'abbiamo fatto mettere in calendario. Ci saranno altri due eventi a metà giugno e anche i primi di settembre che verranno sempre svolti all'interno del reggimento e sarà anche in questi, quindi vi invito veramente a chi purtroppo si è perso la giornata odierna a presenziare, perché anche in questi eventi cercheremo di farci conoscere un po' meglio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.